Alleluia. Apriamo la Bibbia nel Nuovo Testamento, nel Vangelo secondo Luca. Leggeremo il capitolo 18, dal verso 9 fino al verso 14. Luca, capitolo 18, dal verso 9 fino al verso 14. Grazie per esservi alzati in piedi. Onoriamo la parola di Dio. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Amen. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Amen. Accomodatevi pure. Gloria a Dio. Gesù parlava anche in parabole. Spesso parlava in parabole e lo faceva per farsi comprendere meglio. Gesù teneva tanto e tiene ancora oggi alla chiarezza, affinché nessuno poi un giorno possa dire: «Io non lo avevo capito», e nessuno possa dire: «Io non l'ho mai ascoltato». Il Signore parla e vuole che la sua parola sia assimilata, ascoltata, meditata, realizzata, ubbidita. Amen. Prima aveva raccontato un'altra parabola, la parabola della vedova e del giudice, no? E anche qui Luca, l'evangelista Luca, rivela il motivo per cui ha raccontato questa parabola, per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Alleluia. E qui disse ancora questa parabola ancora per uno scopo, per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Dio manda la sua parola sempre per uno scopo. Amen. Amen. Il primo è quello di insegnarci, farci del bene Amen. e darci vita. Amen. Amen. E lo spunto che Gesù prende, e a volte era da quello che osservava, da quello che ascoltava, da quello che egli vedeva nei cuori delle persone che erano lì accanto a lui, e lui raccontava, insegnava per fare in modo che chi ascoltava potesse rimediare. Alleluia. Amen? Amen. Se uno ascolta e non mette in pratica, il suo ascoltare è vano, non serve a nulla. Anzi, un giorno quello che tu hai ascoltato ti porterà in giudizio davanti a Dio, Amen. davanti alla parola vivente. Amen? Amen. Gloria al Signore. Anche al tempo di Gesù c'erano alcuni che pensavano di essere perfetti, come oggi, e disprezzavano gli altri.
Dio ci dia grazia di non disprezzare mai nessuno. Amen. Ogni persona è preziosa Alleluia. agli occhi di Dio, perché dentro ogni persona c'è un'anima preziosa, Amen. per la quale Gesù ha versato il suo sangue sulla croce. Alleluia. Amen? Amen. Quindi tutti noi siamo preziosi, nessuno escluso. Amen. Agli occhi di Dio siamo preziosi. È vero che viviamo in questo mondo e spesso siamo disprezzati, è vero? Chi ha scuola, chi ha lavoro. Poi quando parli di Gesù, non so se capita solo a me, quando parli di Gesù sembra che si scaglino contro di te proprio. Che disprezzo. Neanche avessi espresso una mia opinione, o avessi parlato di che cosa. Parlare di Gesù è la cosa più bella, no? Amen. Ma purtroppo nel mondo c'è chi disprezza. Alleluia. Alleluia. Dio accoglie tutti, vero? Amen. E dice, nel Tempio 2 uomini salirono al Tempio per pregare. Perché si entra in chiesa? Stare alla presenza di Dio, Amen. poterlo pregare insieme, vero? Alleluia. Poter riflettere su noi stessi, fare un esame introspettivo, ognuno senza giudicare gli altri esteriormente, ma ciascuno esamini se stesso, o no? Quello che ascolto io lo metto in pratica e quello che predico prima vale per me. Sappiatelo, ve l'ho detto, ve lo ripeto. Non è mai una parola per gli altri, è prima e per me. Amen. E gloria a Dio, deve essere così. Sia sempre così. Amen. La parola è per tutti noi. 2 uomini salirono al Tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Come dire, nessuno dei 2 poteva di che vantarsi davanti alla società, perché sia farisei che pubblicani venivano disprezzati. I farisei perché erano dottori della legge e giudicavano sempre tutti, ma erano i primi a disubbidire alla legge. Ipocriti e falsi. Come si dice oggi, da quale pulpito viene la predica, no? I farisei erano così. Tanto che Gesù li ha chiamati, siete come dei sepolcri imbiancati, siete morti dentro. E parlate agli altri della legge, quanto voi per primi non mettete in pratica la legge. Sepolcri imbiancati, ipocriti, farisei. I pubblicani non erano da meno. I pubblicani erano esattori delle tasse e non guardavano se uno era nel bisogno o non nel bisogno, anche con violenza avevano a disposizione dei soldati che dovevano entrare in casa e prendere tutto ciò. Quindi immaginate un po' se la gente amasse queste persone. Eppure queste persone entrano nel Tempio, stanno nella casa del Signore e tutte e 2 sentono il bisogno di stare davanti a Dio e di elevare al Signore la propria preghiera. Ma sono 2 preghiere diverse. Uno, intanto, il fariseo sta in piedi. Si sta in piedi quando si vuole essere visti. C'erano delle sedie, perché stare in piedi? Perché così vedono che tu preghi. E gli altri possono dire, che uomo timorato di Dio. Questo uomo, questo fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. Nessuno lo ascoltava, ma Dio ascoltava la sua preghiera. Oh Dio, ti ringrazio, e fino a qui. Signore, ti ringrazio, è una bella preghiera, vero? Però poi va avanti ed è qualcosa che Dio non gradisce.
Ti ringrazio che io non sono come gli altri. Sono un uomo diverso, un uomo migliore. Gli altri sono tutti ladri, ingiusti, adulteri, e anche questo pubblicano. Ma io dico, ma come si può giudicare? Quando la parola di Dio ci dice che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Amen. Amen. Come si può guardare alle proprie imperfezioni quando imperfezioni non ne abbiamo? Abbiamo solo imperfezioni, vero? E l'amore di Dio si è spinto così avanti da guardare a queste imperfezioni e a dimostrarci tutto il suo amore, donandosi, sacrificandosi quel giorno benedetto. Amen. Quel giorno benedetto, quando Egli ha versato il suo sangue sulla croce per noi. Amen. Alleluia. Quest'uomo si guardava e vantava se stesso, le proprie opere. Io digiuno. Non è un obbligo, ma chi si sente di farlo, amen. Senza che nessuno lo sappia, nel proprio privato, nel proprio rapporto personale con Dio, se sente di farlo, gloria a Dio. Io digiuno 2 volte la settimana, non una, 2 volte la settimana. Pago la 10ª. Amen. Anche questo non è obbligatorio, niente è obbligatorio. Non c'è nessun obbligo. È vero? Ma dobbiamo sentirlo di farlo. Nessuno ti darà mai dammi la 10ª. Guai a me se ve lo dico. Ma guardando ai bisogni dell'opera del Signore, il Signore ci ha salvati, vero? Nel segreto, nel profondo, senza che nessuno sappia, nella destra deve sapere quello che fa la sinistra, vero? Basta che mi guardi Dio. Amen. Nessuno deve guardarmi, ma nel segreto, nel profondo, per gratitudine, per necessità, secondo quello che è il guadagno. Nessuno mai ti chiede una cifra da pagare, la salvezza è gratuita. Amen. Si entra in chiesa gratis, non si paga. Amen. Regaliamo Bibbie e tutto quello che è possibile lo regaliamo, vero? Dobbiamo sentire però il bisogno. Quest'uomo lo faceva, ma lo faceva più per gratificare se stesso davanti a Dio che per riconoscenza. Io do la 10ª, io digiuno 2 volte alla settimana. A differenza sua, però, quel pubblicano pregava anche il Signore, ma stava a distanza. Non osava neppure alzare gli occhi al cielo, perché sentiva di essere indegno. Fratelli e sorelle, noi non siamo degni dell'onore che ci ha dato il Signore di essere figli di Dio. Non siamo degni di stare alla sua presenza. Amen. Questo pubblicano si batteva il petto e quello che riusciva a dire era: Dio mio, abbi pietà di me. Che bellissima preghiera. Dio mio, abbi pietà di me. Di me, peccatore. Amen. Amen. Gesù dice: io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, non quell'altro. No, come dava la 10ª, faceva del bene, non era adultero, la perfezione sulla terra, ma non tornò a casa giustificato. Invece questo pubblicano
tornò a casa sua giustificato. Sentì l'approvazione di Dio, sentì il perdono di Dio, sentì l'amore di Dio. Perché? Perché ha riconosciuto che davanti alla sua preziosa presenza santa lui era un peccatore. Amen. Alleluia. Ma c'è anche un altro insegnamento, sapete, su questo passo. Io credo che una volta giustificato questo pubblicano, non se ne stava sempre, quando entrava al Tempio, all'ultimo posto in disparte. Poi sentì il bisogno di avvicinarsi e partecipare anche a lui alla lode a Dio. Alleluia. O no? Se sei stato perdonato, gioisci nel Signore. Amen. O no? Io non comprendo perché alcuni non partecipano a gioire nel Signore, a lodare il nome del Signore. È vero che siamo indegni, è vero che siamo miseri, peccatori, e sempre diciamo, Signore, abbi pietà di me, dobbiamo dirlo, ma non possiamo sempre stare in disparte. Amen. Dio ci chiama ad accostarci a Lui, Amen. a partecipare alla lode che c'è in chiesa. Amen. Quando si loda il Signore, partecipiamo a lodare il Signore. Non siamo degli spettatori, siamo qui per lodare il Signore. Amen. Gloria a Dio. Vi dico questo perché è la parola di Dio che ci invita ad accostarci a Lui. Se leggiamo agli Ebrei capitolo 11, versetto 6, troviamo scritto così: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è Amen. e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Amen. Qui si parla di accostarsi a Dio, avvicinarsi a Dio. È vero che la prima esperienza della salvezza è proprio quella che il pubblicano ha fatto. Poi grazie a Dio io non mi sono più sentito in disparte. Mi sono sentito parte del corpo di Cristo, membro della Chiesa di Cristo. E questo è successo nella mia vita, quando mi sono convertito. È vero, quando ero lontano dal Signore ed ero nel peccato, non osavo, stavo indegnamente, ma poi ho capito che Dio mi ha perdonato. Ho capito, ho ricevuto il suo perdono, lo ringrazio ancora oggi. Mi sono avvicinato, Dio mi ha battezzato nello Spirito Santo, sono cresciuto nella fede e bisogna ancora crescere nella fede. Non bisogna fermarsi a quella prima esperienza. Abbi pietà di me, Signore. A me torno a casa giustificato, ma io credo che la prossima volta non è scritto, ma è una parabola, ma la successiva volta credo che quell'uomo si sia avvicinato di più, stava più vicino. Amen. Gloria al Signore. Un altro passo che voglio leggere insieme a voi. Gloria a Dio. Ebrei capitolo 13, versetto 15. Per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, il frutto di labbra che confessano il suo nome. Amen. Ma questo è il nostro sacrificio. Non ammazziamo più degli animali come nel Vecchio Testamento, ma il nostro sacrificio è un sacrificio di lode. Il culto che offriamo a Dio è il nostro sacrificio a Dio. Le nostre vite che presentiamo a Lui è il nostro sacrificio. Come dire, prendi la mia vita, Signore, usala per la tua gloria. Fai di me, Signore, un vaso ad onore. Sono un vaso di terra, certamente la mia vita quella che è, ma tu la puoi usare per la tua gloria, Signore. Amen. Vedete come il Signore sa parlare?
È scritto nella parola di Dio all'Apocalisse: chi ha orecchie da udire, oda ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Alleluia. Non vivere una vita in disparte. Sono quei credenti che sempre stanno lì forse la Chiesa Cattolica insegna questo, sempre, mea culpa, mia grandissima colpa, mea culpa, e basta. Hai accettato Gesù, ti sei ravveduto, hai ricevuto il perdono dei peccati, gioisci per la grazia ricevuta. Alleluia. Gioisci nel Signore. Alleluia. Gesù è gioia, Amen. non è tristezza, è un viso sempre. No, gioisci nel Signore, rallegrati nel Signore. Anche l'Apostolo Paolo, mentre era in carcere, scriveva alla Chiesa: rallegratevi nel Signore. Lo dico da capo, ripeto, rallegratevi nel Signore. Alleluia. Amen. Questo produce la sua presenza, perché Lui ha pagato per noi. Noi non dobbiamo pagare, Lui ha pagato per noi. Che bello quando uno paga per te, o no? Non sei contento? Quanto mi costa? Non so, no, ci penso io. Grazie amico, io sarei contento. Gesù ha pagato per me. Amen. Ha dato la sua vita, ha preso il posto mio. Non posso gioire? Gloria a Dio, gioiamo nel Signore. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi se è possibile, se potete?